Marco Baldini, buongiorno, sono io, mi riconosci? Mi riconosci? Mi riconosci, no? Buongiorno. Che voce hai? Fammi sgracchiare in diretta. Ci sei ora? Sembro non so chi somiglio. Non so io. Veramente sono. Ma proprio oggi mi doveva capitare. No, già da ieri che sto così. Sì. Quindi dico agli amici di Lecce che venerdì andrò a fare lo spettacolo a Lecce. Mamma mia, spero che da qui a venerdì, insomma. A Gesti. Non so perché mi sia successa questa cosa. Poi non posso, mi viene male a parlare. Posso cantare, però solo devono essere cose alte. Tipo, canta. Fai tutta la trasmissione così. Invece il basso non mi esce. No. Ma proprio oggi che avremo ospite proprio il cantante per antonomasia, l'uomo che canta proprio con le corde vocali in mano, così. Che incrina gli occhiali. C'ha le corde vocali in mano e lui canta stringendole. Che è Fausto Leali, che sarà con noi. Che tra poco sarà con noi. Cari amici. Niente. Che Fausto, c'è? no, niente. Parlavi dell'audio? Sì, ecco. Abbiamo il nuovo Orban. Ecco, adesso si inizia a sentire un po' meglio. Lo stiamo regolando in maniera piano, strada facendo. Certo, ecco. come no. Allora, noi siamo qua pronti che oggi. Perché ridi? Perché sembri strangolato quando parli. So, che devo fare? Non parlo? Sì, no, okay, parla, ci mancherebbe. Allora, noi siamo qua. Viva Nato 2! Siamo fantastico. Primi in classifica. Eccoci, c'è su tutti i giornali. C'è scritto del giro in mutande. Sì, su tutti quello i lo farai il 9 giugno. Alle 12:30. Alle 12:30 lo farai. Purtroppo sì. Verrai registrato. Certo. Registrato e poi mandato in diretta alle 2:20 quando andremo in diretta. Fantastico. Esatto. Il mega schermo in Piazza del Popolo. Lo sai che sono disperato. Sei fantastico. Non posso dirti a chi chissà assomigli. Che personaggi avremo oggi, come parleranno. Ma qualcuno sarà senza voce, immagino. Perché ridi, Cremonesi? Esatto. Già me li immagino i personaggi di oggi. Senti lui come sfoggia la sua vocina. Oggi ci sono notizie. Innanzitutto oggi giocherà la nazionale di calcio. La nazionale italiana questa sera alle 20:30 amichevole con sicuramente è meglio dell'allenamento perché Gattuso ne ha già segati 2 in allenamento. Zambrotta e Perrotta, tutti gli stanno sul culo quelli che si chiamano Minotta. Esatto. Infatti la cucinotta ha detto io non verrò mai a vedere la partita. È vero. Durante gli allenamenti io ho sentito per caso il TG con Zambrotta purtroppo non giocherà in allenamento durante uno scontro con Gattuso. Poi Perrotta ha una contusione che durante uno scontro ditegli, mettetegli la museruola, fate qualcosa perché sennò dobbiamo pur giocare un mondiale. L'amichevole la fanno per questo, per far sfogare Gattuso, capito? No, ma che si sfogasse contro non so chi, contro gli inglesi soprattutto, contro Beckham, ce lo vedi Beckham? Sì, con Gattuso gli strappa proprio i cosi, i bigodini. Poi ci sono altre notizie che veramente leggo sui giornali e io questa qua che ho trovato sulla Stampa in prima pagina merita veramente un encomio, anche se potrebbe sembrare una pubblicità occulta, ma lo devo fare perché i cinesi, si parla dei cinesi, ci lamentiamo tanto dei cinesi che vengono in Italia, copiano, vendono, c'è un italiano che è andato a vendere riso in Cina e io è fantastico. Signori, aspetta, lui è Mario Preve, che è il della Risogallo, diciamolo. Cioè lui, ma di dov'è lui? Non si sa. Te lo dico. Uno dei marchi più noti dell'industria risiera italiana. No. Stabilimenti di Robbio, Lomellina, nel Pavese, dalle parti di Fausto Leali, tra l'altro. Esatto. Bergamo, Brescia. Tra l'altro il riso è in scatola, perché i cinesi in scatola raggiunge gli scaffali dei supermercati cinesi. Ci sono risotti pronti allo zafferano, cioè questi i cinesi non sono abituati ad avere il risotto pronto, ce l'hanno bianco, infatti ci mettono dentro di tutto. Gliel'ha portato allo zafferano, al nero di seppia, ai 4 formaggi e agli spinaci. Aspetta, la notizia bella è qui. Hanno dovuto chiamare la polizia per frenare l'assedio e regolamentare le code. Allora, ti rendete conto? Questo bisogna fare l'applauso. È come vendere i frigoriferi al Polo Nord, capisci? È uguale, la stessa cosa.
Bravo Mario. Ha aperto una concessionaria Mario di cammelli Preve. nel Sinai, questo Mentre capo. una cosa che ti può interessare, che può sì. interessare tutti i genitori ansiosi per i propri figli che non sanno, sai, per sapere, ci sono dei cani e in arrivo il cane antidroga per famiglie. Ti immagini in casa cosa succede? Insomma, mettono anche il detector per entrare una nel ditta cesso. inglese per 50 sterline cani sniffatori si chiama. Il cane pippatore, fantastico. Incredibile, Fantastico. che poi gli devi dare pure il whisketto dopo. Sì. Che... Vabbè, dai. Allora, e poi una cosa che c'è il cane antidroga, Sì. metti che tu c'hai il cane a casa e sotto ci sta un'altra cagnetta che è in calore, no? Il cane magari comincia e la mamma drogato, posa la roba, e quello magari non ha fatto niente, però potrebbe essere una bella idea. Se uno a casa c'ha il cagnetto antidroga, appena arriva il figlio voglio vedere come camuffa. Infatti Cocker viene da cocaina, no? Cioè- Si sa. È vero Baldini, bravo. Queste sono notizie. E invece ce n'è una brutta che devo dare. Devo dire questa brutta che avrete letto. Ieri l'ho sentita al TG e non ci credevo. Io non ci credevo. Non ci credevo. Vabbè. Una roba allucinante. La roba adesso non bisogna come al solito fare tutta l'erba un fascio, perché in Olanda c'è stata questa proposta di formare il partito dei pedofili. Cioè un partito proprio in Olanda. Ora dico, non è che uno dice gli olandesi no, gli olandesi però devono chiamare sto tipo modo, che vuole farsi pubblicità con una cosa del genere, dargli una randellata nelle corna, perché sennò veramente è la vergogna di un popolo che ama la democrazia, in democrazia sono libertà, perfetto, però fare un partito dei pedofili mi sembra veramente io mi rivolgo agli olandesi che vivono in Italia, ce ne sono tanti di persone per bene, insomma fate qualcosa e fate. L'osservatore dei minori, presieduto da Antonio Marziale, seriamente sto parlando, ieri ha detto che se dovesse accadere una cosa del genere l'Italia dovrebbe uscire dall'Europa. Io direi non è che l'Italia che deve uscire, deve andare via l'Olanda, se ne andassero loro, perché veramente purtroppo magari per 2 o 3 persone magari ci vanno di mezzo tutta una nazione che invece non è così. Cioè, gli olandesi sono delle persone meravigliose. Io conosco Federico, è l'olandese volante e tutti sappiamo perché. Tra l'altro anche lui ha comprato un cane. A proposito di cani, ecco perché allora la Disney chiamò il cane Pippo. Vedi? Che ridere. Non vedo l'ora che arrivi le ali. Pensa alle ali in questo momento in macchina non suona il clacson, no, lui fa si spostano direttamente. Senti, io vorrei provare a cantare un pezzo di Le ali senza voce. Sicuro? Sì, prima che arrivi, così lui almeno sa dove. Tra l'altro ha fatto sto CD nuovo e ha fatto una canzone di De Gregori. Sì. Come si chiama, Cremonesi, quelle che lui sa tutto. Tu che sai? La valigia dell'attore. La valigia dell'attore fatta da Fausto Leali. Perché hai fatto quel gesto? Tu la sai la valigia dell'attore? No. E allora perché fa così come per dire io la so e tu no, e poi non la sa. Guarda, a me una delle canzoni interpretate da Leali, perché Leali ha anche interpretato canzoni di altri, perché lui è un grande interprete, perché lui interpreta come interpreta lui. Neanche Al Pacino, dai. No. Al Pacino Io camminerò non saprebbe cantare. Come farla? Io camminerò è di Tozzi, per caso? Io cammino. È di Tozzi. Tozzi come ti verrebbe? Ora no. Non mi viene, no. Se Tozzi dopo la bronchite. Prova a fare un accordo Cremonesi, giusto? Cos'è questo? Io camminerò? No, vuoi farlo? Cosa vuoi fare? 2 accordi diversi, puoi scegliere. Cosa vuoi fare? Senza parole. No, ma tu mi stai partendo dall'inciso? Dalla strofa? Dalla strofa. Niente, non mi viene, scusa, ci ha provato. No, perché siccome ho no, ma la dovresti fare più alta addirittura. La mia donna, la sua allegria. Senti, così alto riesco. viene, è vero. Che mi riscalderà. Senti, vedi. Con il fuoco di un'idea. Uomo solo, uomo a metà. Vedi che così mi esce, viene, che viene tutta grattata. Domani nei suoi occhi tutto il resto affogherà. Inciso. Io
La sanno tutti, Aprite i microfoni. Lasciamo stare, se no le ali fa marcia indietro che se ne va. E se ne va, marcia indietro. Sai che mi viene ancora da pensare a quello che vende il riso in Cina. Sì, ma è proprio come gli è venuto in mente poi che funzionasse. Bravo, veramente bravo. Allora, aspettando Fausto Leali, facciamo il collegamento. Tra l'altro volevo fare un saluto, così un pensiero a Little Tony che si sta riprendendo, il caro Little, magari sai che facciamo dopo? Quando arriverà Leali lo chiamiamo. Chiamiamo Little, chissà quante ne hanno fatte insieme Leali e Little Tony, era un periodo, cioè Leali me lo ricordo ancora, vedo dei filmati con dei colletti di camicie che ci voleva. Le ali infatti da lì, perché sembrava che avesse le ali. Lo chiamavano le ali proprio per i colletti. Salutiamo anche Marchino Melis, il mio amico ottico che è all'ospedale. Anche lui, tutta la corsia. Che cosa c'ha? Cambio sesso, niente di grave allora, ok. Poi salutiamo Lionello, sua moglie Fiorella è qui, lui non è potuto venire, lo salutiamo. Ciao Fiorella, siamo dello stesso giardino. Salutiamo tutti i nostri amici, abbiamo Nenella qui, direttamente dalle Marche, un'imprenditrice delle Marche, lei fa scarpe. Sì, sì, lo so, è una delle. Sì, ma non è parente della Valle. Anzi è concorrente della Valle. Lei si chiama Della Collina. No, Nenella fa le Ox, hai presente che le fa OXO? Sì. Guarda, il pubblico fa. Vedi? Devo dire che qui tra un po' ci chiama la Sipre. Allora avete menzionato Riso Gallo, della Valle, Ox della Valle, esatto. Le ali perché anche lui non c'è un qualcosa con le ali. Brindiamo anche a questo vino che ci arriva da Zagarolo. Eccolo qua. Ultimo tango a Zagarolo. Allora brindia. Dai. Ne do un po' a te. Sì, così. Un po' a te. Un po' a te. Dai, grazie. E un po' a te. Questi, abbiamo solo 2 bicchieri di plastica, che sai, la Rai. Sì. Allora ne sorseggio un po' e poi lo do. Una roba da 2 ce l'hanno portati. Veramente. Messaggio interno per Lolli. Però qualcosa con le ali c'è bene. come cosa. Beh, c'è l'assorbente con le ali. Ah, no? sì, è vero. L'Ines, è vero. Sì, è vero. Ti immagini l'assorbente alle ali? Che parte? Tra l'altro, a proposito di Fausto Leali, prova a girarti un attimo e guardare quel signore là. È vero, sei il suo fratello. Ci abbiamo un sosia di Leali, non ci posso credere. Ciao, che ti saluti. Uguale. Sta zitta, basta. Maria. Una notizia di cinema. La notizia riguarda il film di Celentano Yuppidoo. Pensate, Claudio Amore dichiara che Yuppidoo, lo sai che andrà alla mostra di Venezia, lo restaurano e quindi andrà alla mostra di Venezia. Poi Adriano girerà anche il seguito del film dopo Yuppidoo, Yuppi 3. Yuppidoo, Yuppi 3, Yuppi 4. È giusto. Lo so, avanti, dai. Non ce la faccio più. Bene, guarda, io direi di far cantare. Mi sono sparato questi 20 minuti. Ecco, allora riposati un attimo, facciamo cantare Cremonesi e la sua band. No, ti prego. Più volentieri parli, Scherzo. O se no ci colleghiamo. Mi è arrivato un messaggino da Red Cansian dei Pooh. Sì. Allora, il quale mi dice: prendi il Bentelan, pubblicità, ecco, è 4. È 4. Prendi il Bentelan 05 ogni 8 ore e già domani sera sei a posto. Auguri Red. Vedi, Red, grazie Red. Mauro Lilli, io sto andando a Leccio, che faccio? Trovo un sostituto. È il nostro tecnico, capotecnico Roby Facchinetti. No, allora prenderò il Bentelan 0,5. Bene. Ma se prendo da 1 non è meglio? No, e non esagerare. Allora, per cortesia, un otorino all'ascolto mi dia un consiglio. Un otorino, anche la Ringo Iatra, se c'è. Anche se no, insomma, ok, va bene. Vogliamo collegarci, vogliamo partire dai. con il Quirinale. Proviamo a sentire se c'è non so se ci sarà. Secondo me può darsi che anche lui, sai, anziano, magari un colpo d'aria, gli è andata via la voce. Sentiamo. Però va bene così. Sentiamo se il centralino risponde. Quirinale Napolitano, buongiorno. Il centralino la voce ce l'ha. Buongiorno Baldini, viva Radio 2, volevamo parlare con il presidente, se possibile. Il presidente, no, era meglio prima. Che è successo? Che è successo?
Un attimo che adesso il centralino è in pausa pranzo, che risponde, non risponde, tanto la fa veloce la pausa pranzo. Attendo un attimo, Sì, scusate ok. che è cambiato l'ascolto, un attimo, ecco, era ecco. perfetto prima, quando sì, ho infatti. detto la prima frase era meravigliosa. Sì, infatti, poi dopo Era troppo bello, e allora hanno detto peggioriamoglielo. certo, se no ora è perfetto, però la sento bene, no? Va bene. Vabbè, allora. Il presidente è occupato, il presidente? Un attimo, Sì. che cavolo. Vabbè, lei è centralinista, scusi, io faccio Il domande. presidente sta ricevendo l'ultimo furgone del suo trasloco, un attimo. Vabbè, Vedo se può rispondere, sì. attende in linea, un attimo, cambio. Attendiamo. Sempre sta musichetta. Allora, trasloco lungo dalla sua casa romana, anche da Napoli, dunque. Giustamente, sentiamo. Sì. Pronto? Sì? Un attimo, Sì, un attimo vabbè, solo. aspettiamo ancora un attimo. Scusate. Siete in linea con il nuovo Quirinale napolitano. Ecco, è scattato il nastro. Se desiderate il calzone ripieno su un piatto con la scritta meglio un calzone ripieno che una mutanda vuota, di citare uno. No, grazie. No. Se desiderate il pacco da 12 rotoli di carta igienica, rotoloni Reginella, No. di citare due. Neanche questo, grazie. Se desiderate la zampa di coniglio che porta fortuna a tutti tranne che al coniglio, di citare tre. No, noi volevamo parlare con il presidente se possibile, ma non. Si sente un rumore di massa nella mia cuffia, ho purtroppo. capito, ho capito. Lei non ha idea di quello che Immagino, sento. Vuole che glielo dica? No, Sento capisco. questo, senta. Sì. Ah, fantastico. Così, sull'orecchio destro comunico ai tecnici, orecchio destro. Ai tecnici del Quirinale, ho capito. Mi stanno portando 4 cuffie. Certo. Vediamo se approntiamo il Quirinale. Adesso va meglio? Ho la cuffia di Lolli. Arriva fino al Quirinale? Sì, devo parlare un po' piegato, ma non ci bene. stanno problemi. Cambio di nuovo cuffia, li mortacci vostri. Benissimo, sono tutti in gergo, sono. Peggio che andare di notte, va bene così, sa. Va bene. Allora, È il caso di dire quel famoso proverbio siciliano. cioè? India che non guaglia e Ayatta che c'ha licca. Faccia la traduzione. Lasciamo perdere. Allora, senta, il presidente dicevamo non c'è, stava traslocando? Sì, come le ho detto è arrivato l'ultimo furgone del trasloco, Sì. prova a metterlo in collegamento, cambio. Va bene, vediamo se riusciamo. Sentiamo. Un attimo, Sì, ecco. Adesso, ecco. Forse arriva il presidente. Care paesane C'è. Fischia una carie del presidente. e care paesane. Sì. Sto finendo o trasloco. il trasloco. Scusate, Sì? ma tengo a Di Pietro in coppa furgone Sì. che sta facendo manovra. Sentiamo il rumore del furgone, infatti. Sì. Eccolo. Ah no, vieni. Sta facendo fare manovra. Carica tutto a destra, vai tranquillo, vai che ce la fa. Ci passa un transatlantico, vieni. Ale. Azzo di pietra, che hai combinato. Hai scassato tutta la veranda di Murano, dono del Doge 1712. Mamma. Ammazzato le prenderei. Mo chi lo sente il ministro dei beni culturali? Certo. Clio! Clio! Ah, il presidente sta chiamando la first lady, la signora Clio, sua moglie. Clio! Piglia la rubrica. Vedi un po' chi è il ministro dei beni Ma culturali. come se non lo sa lei? La rubrica deve Io prendere. con tutti questi ministri non mi ricordo nulla. Abbiamo capito. Incredibile. Vai alla B, beni culturali, va. Non c'è, vedi la C, culturali beni. Vedi? Alla C, perché forse. Ho capito
dove sta il problema. Ah, l'ha capito. Lo spinotto. Ah, lo spinotto, vede? È lo spinotto. Presidente, vedi, ci voleva lei per capirlo, giustamente. È lo spinotto. Uno spinotto. Non venisse nessuno qua. Allora, diceva, stava cercando il ministro dei sì. beni culturali. Chi è? Allora, non lo so. Forse ho messo per cognome. Chi è? Cutelli? Mannaggia, proprio lui. Presidente, ma che è successo, scusi? Niente. Chi l'imbranate di pietra ha scassato una veranda del Quirinale. Pensa. Stava sul furgone con le ultime cose del trasloco. Quali cose, Presidente? Cosucci. Un Lenin Swarovski. La grandezza naturale da mettere nel salone delle feste, ma sento un canale solo. Vabbè. Un po' pacchiano, questo Lenin. Poi tengo un... Stiamo alla Rai, ti rendi conto? Lo so, non si arrabbi, Presidente, che... Lascia stare, ma te. Un Berlusconi in marmo in grandezza naturale da mettere sul comodino come fermacassa. In grandezza naturale, è ovvio. Sì. Poi? Sentitemi. Esattamente. No, perché sennò sembro pazzo. Ogni tanto gli fischia una carie, Presidente. Non ci sta problema. Ok. E poi una splendida veduta di Napoli da appendere al muro. Ah, cos'è, un quadro della sua città? No. Il calendario dell'elettrauto Maurizio Liguori di via Caravaggio. E che c'è sul calendario? Raffigurando il posteriore di una fotomodello. Scusi, e perché me la chiama veduta di Napoli? Perché il culo è a mandolini. Ah, ecco, allora, giustamente. Vabbè. Senta, ci dica, vuole approfittare del mezzo radiofonico per fare un discorso ai nostri ascoltatori? Sì. Beh, sentiamola, ci dica pure. Un secondo. Sì. Care paesane e care paesani. Si avesse fatto nato quello che hai fatto a me. Stomma! T'avesse acciso e vuoi sapere perché? Perché in coppa sta terra femmine come a te non c'hanno sta penom onesto come a me. Vabbè, Presidente. Spaldini. Conoscete già il mio discorso. Purtroppo qui si sa sempre tutto. Vi lascio con l'articolo 1 della nuova Costituzione napolitana. Che recita? L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro a tempo determinato. È più determinato, Sì. Meglio è. Beh, grazie al Presidente Napolitano. E che ci volete fare? Ci sono delle magagne anche al Quirinale, ci sono, insomma. Che mettiamo, Lolli? Sandy Martin. Ciao. Che è successo? Niente, il Quirinale aveva dei problemi di collegamento. Ho capito. Nel frattempo stiamo sentendo un capolavoro, di cui l'autore arriverà domani, proprio qua in diretta, è Sandy Martin. Io spero che si porti anche Albano, perché questo è il duetto nato a Bagnomaria all'Isola dei Famosi. Camminando por la calle di Sandy Martin, ovvero Camminando per la strada, canzone che noi dedichiamo a tutti gli operai dell'ANAS che sono in giro per le autostrade italiane. Albano, adesso tocca a te. No, c'è un altro giro, c'è un altro giro. Arriva ora. Eccolo Albano. 3, 2, 1. Eccolo là, Ecco. Arrivato il nostro Marino.
detto anche l'elicottero. Eccolo. Per via delle pale. Vedi, si alza il volo. Caminando por la calle yo te vi, yo te vi, yo te vi. Caminando por la calle yo te vi, caminando me enamoré. Attenzione, un duetto Marino Fiorello, vai. Caminando por la calle yo te vi. Questo è il balletto, Caminando por la calle. il passo dell'Anca Sbilenka, eccolo. Caminando me enamoré. Direttamente dalla discoteca anni 80. Eccolo qua. Marino! Caminando me enamoré. E riparte Albano. 3, 2, 1. No, 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 no. No, 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 no. No, rido perché Che è successo? mentre Sandy Martin e Albano cantano io vedo le notizie che arrivano e... Delle ansie? Sì, tu sai che c'è questa... che Mastella ha dichiarato che entro l'anno darà la grazia a Sofri e Sì, è vero, Bonpressi. sì, sì. L'ex ministro della giustizia Castelli dichiara: lo sapevo che Mastella era clemente. Giustamente. Vabbè. Bella. Tra l'altro continuano ad arrivarmi messaggi. Altro Sì. mio amico medico mi dice: no, il Bentelan no. Ma pensa te ora. E mi Che ti dice: dice? Actify. Madonna, Tutti lo sanno. che siete? Un pubblico di ottorini. Che abbiamo. sono? Com'è che l'Actified? Actifed, non va bene l'Actifed? Ha detto che si dorme, allora io sì. No, l'Actifed no, ok. No, ok, Mi dispiace neanche. Massimo, bocciato l'Actifed. Actifed. Ora chiamano quelli dell'altro. L'Actifed, Cosa dice? Ma questo mio caso non va bene. Esatto. però Allora, in forza altri Otorini, sì. fatevi Dai. sentire Otorini. Allora, diamo l'SMS, dai, così Dai. magari c'è qualche Otorino in macchina. 8011 900. No, che dici? 348 7300 200. Però Dai. fatemeli avere, Sì. fatemeli avere. Allora, ripeto con calma: 348 7300 200. Se siete ottorini, aspetta, scusa, ancora mandateci. una notizia Sì. su Mastella. Vai. Su Mastella, dov'era? Eccolo qua. Mastella promette la grazia a Sofri entro l'anno. Il figlio di Mastella dichiara polemico: a me promise la graziella e non l'ho mai avuta. Quindi attento Sofri che questo non si sa, Se poi mantiene, sì, non si sa com'è il buon Mastella che sta varando una nuova legge perché vuole dare l'ergastolo con la condizionale. Senti, scusate, il medico dei Pooh ascolta Viva Radio 2 e dichiara: attenzione che se prendi il Bentelan poi ti viene la voce come Facchinetti, Dio del lecito. Ho capito perché. Allora sta per arrivare Fausto Leali, Sì. abbiamo una radiopromozione da e mandare. poi torniamo, dai. Sì. Vai. Il Bellini di Canella è un aperitivo composto da 2 parti di spumante, una parte di succo e polpa di pesche bianche e alcune gocce di lampone di bosco che gli danno il caratteristico color rosa. Le pesche della tenuta Canella vengono lasciate sull'albero finché non raggiungono quel perfetto grado zuccherino e quel profumo che solamente la maturazione al sole sulla pianta può garantire. Regalatevi un Bellini di Canella da gustare freddo per brindare con chi amate. Ma come ti viene nella radiopromozione di fare C'era scritto È fintissimo, lo so, è ma che devo fintissimo, fare, ma dai. Allora mi dicono che Fausto Leali che c'è? Cosa? Il numero di telefono bisogna dare, dai. Di chi? Per gli SMS. C'è un altro numero? Sì, 340 bastardi. È il mio numero di telefono. Me ne sono accorto lo stavi per dare. Davvero pirla, io sono andato diretto. Ma non c'è problema. Che è per quello
Attenzione, ce n'è un altro. No, per favore. Mi hanno dato un altro messaggio, vai col classico vivi in C e ti passa tutto. Sono Sì, tre. è tre. Okay. Dai. Vivi in C, acqua fresca. Quello ormai sì. Acqua fresca. Ci fai i gargarismi con quello, no? Bene. Altre ansie. Sì, ma è meglio stare. lasciar perdere. Scandalo del calcio, il giudice Francesco Saverio Borrelli ha scoperto che gli schemi della Juventus, Sì. il 3-4-3, ma soprattutto il 3-3-5 e il 3-4-7, Ecco. che corrispondono ai cellulari di sappiamo vari già. arbitri. Insomma, invece parliamo di calcio vero. Sì. Questa sera c'è l'amichevole, quindi con gli svizzeri, è un buon test perché gli svizzeri giocherà Totti e Del Piero insieme E Gilardino. dopo 2 anni, e Gilardino E Tony in panca, ma magari lo fa entrare dopo, dai. insomma, uno che fa 30 gol, ma non mettiamoci pure noi a fare commissari i lippi tecnici, anche noi. sapranno loro Sì. cosa devono fare. Poi non bisogna scoprirsi troppo, e anche questo c'è da vedere, non è che tu ti puoi infatti. scoprire subito così. Mi fai vedere uno che fa 30 Capito? gol Signore, subito. attenzione, vedo che si muove qualcosa all'ingresso, Sì. sta per entrare Fausto Leali. Eccolo! Ecco che arriva, sta arrivando. Eccolo qua, Fausto Leali. Buongiorno Fausto. Buongiorno, ciao Piero. Vi ho seguito la macchina. seguito? Ho riso un casino, grazie. Senti Fausto, è inutile fare i soliti, è un piacere averti qui, perché è veramente un piacere averti qui, sei uno degli interpreti della canzone italiana veri, sai, quelli proprio sanguigni che proprio quando aprono bocca e cantano Poi bisogna cambiare i microfoni. certo, dopo. noi ovviamente ne abbiamo un microfono in nickel fatto apposta che lui scioglierà tra un po'. Come la storia delle corde vocali in mano. Che le stringi poi lui ha una risata meravigliosa. Guarda, quando ride come canta. Ma chiediamoglielo a lui che è un cantante, non è mai andato via la voce. Ora dimmi cosa fai tu quando ti va via la voce. Bevo un bicchiere di vino bianco, ok. Davvero? Era comunque non bisogna prendere il cioccolato, quello fa male come Ma prima come di cantare. cioccolato? Prima di cantare no, perché comunque infiamma. Ti è mai successo a te in un appuntamento tipo a Sanremo, ti è mai successo di essere con voce non proprio. Io a Sanremo non ho mai cantato praticamente. Cioè? Perché avevo una cagarella addosso sempre, quindi mi si bloccava tutto il sistema nervoso, se fosse paura stato di sbagliare il testo, roba di questo genere. E invece è andata sempre sì, bene. dopo sei lì da solo, ti devi arrangiare, però non mi sono mai piaciuto Sanremo. Mai? No. Ma se io ti facessi l'accordo di a chi a secco, così solo l'accordo e tu mi basta solo l'inizio. Basta che sia un mi, non un Basta che sia un mi. sì. Hai visto che bravi? Guardami sempre. Ciao. Non guardare là. No, parlavo cose interne. Cioè, avete Ho sentito abbassato quel la cuffia al minimo. Sì. Io mi sono sentito morire, mi faceva male a me. Mi faceva male. Attenzione, la fidanzata di Baldini dichiara sulla sua affermazione della cioccolata. Ora mi spiego tutto. Marco usa solo profilattici al cioccolato. 1, 2, 1, 3. Mamma mia. Devo dire, Fausto Leali, io qui c'ho una. Intanto diciamo che è uscito questo Fondente, disco. però. E la cosa che mi colpisce subito di questa. Allora, ora mo te dico cosa mi è arrivato qua. Il CD di Fausto Leali mi ha colpito tanto per la copertina, perché Piace? sì, un fumetto disegnata. Sì. Guarda che bella. L'ha fatto un mio amico, un ragazzo giovane che fa fumetti apposta. Come si chiama? Profumo cherosene. Profumo e cherosene. Perché? Perché la Te lo devo vita è chiedere. così, cioè la donna, la bellezza, il profumo della donna e il fuoco del cherosene della donna. Ah, wow. Infatti Pensa ci te. sono 2 belle figliuole Esatto. disegnate con Fausto in mezzo tra 2 pompe di. È un'interferenza. Scusa, di benzina. Sì. Allora, È vero. signora del pubblico, potete dare alla signora in prima fila la copertina? Perché. Prego. Poi, grazie. Avvicinate il microfono, vai, vicina. Cosa si vede Signora, in. mi descrive la copertina, per favore? Prego.
Sono delle pompe. Ah, bene. Di cosa? Di benzina. Esatto. Okay. Quindi quello è che uno non può dire la parola pompa ci mancherebbe. adesso, No. Ci mancherebbe altro, perché è il cherosene, capisci? Esatto. Ci sono un sacco di belle canzoni, da cui spicca questa valigia dell'attore, no? Che è un pezzo di De Gregori. Sì, particolare, diciamo, che io canti De Gregori, no? Sembra un po' fuori, È strano, io sono curioso quasi di sentirlo, perché De Gregori ha dei toni un po' più dei tuoi, un po' più belli, soffici. l'ho adattata alla... L'hai adattata? Sì, Allora io facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto, sentiamo subito un pezzo proprio dal disco di Leali e poi dopo ne parliamo. Nel frattempo prima prepara il disco e vi dico quello che mi hanno. Allora, prendi le gocce di Erisimio Sommita. Bravo, Erisimo, scusa. Erisimo. Funziona, poi c'è bevi tanta acqua, riposo vocale, niente aria condizionato, sbalzi di temperatura. È una logopedista che si chiama Barba. Uno spicchio d'aglio, uno intero per far tornare la voce. Sì, trasmetti con un altro poi, però vabbè, non c'è problema. Altro che Bentelan. Prendi Bella Donna 5CH e Fitolacca Guna. Che è? Omeopatici, una roba omeopatica. Poi prendi prima dello spettacolo la tintura madre di Erisimo. La tintura Sono un cantante anch'io. Ciao. Poi tutti, devo dire che vince l'Erisimo, ragazzi. L'Erisimo funziona. Vince l'Erisimo, prenderò l'Erisimo. Oppure mi dice bevi un bel bicchiere di vino e ti passa ogni cosa, Maremma Bucaiola. Questo è il mio cugino di Firenze. C'è scritto così. Sentiamo la valigia dell'attore di Fausto Leali, canzoni di De Gregori. Curiosissimo. A vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta, e se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa e alla luce che taglia il mio viso improvvisamente, eccoci qua, siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua, l'attore e la chantosa pur di stare qua. Siamo il padre e la figlia, arrivati fin qua. Siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento, la nostra valigia di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio. E eccoci qua, siamo venuti per poco, perché per poco si va. E il sipario è calato già su questa vita che tanto pulita non è, e ricorda il colore di certe lenzuola, di certi hotel, che il nostro nome ce l'hanno già e ormai nemmeno ci chiedono più il documento d'identità. E allora eccoci qua, siamo venuti per niente, perché per niente si va, e ci inchiniamo ripetutamente e ringraziamo infinitamente
interpretazione tratta da Profumo e Cherosene di questa canzone scritta da Francesco De Gregori. Allora il mio giudizio, sai, può contare poco. Io vorrei sentire, scusate, grazie, vorrei sentire un radioascoltatore a caso. Abbiamo un radioascoltatore, Sì. abbiamo detto chiamate radioascoltatore e dite cosa ne pensate di questa canzone che ha interpretato Fausto Leali. Abbiamo un radioascoltatore che chiama da Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Da dove chiama lei? Io chiamo da Roma. Da Roma. Stava ascoltando la radio? Certo. Ah, che bello. A lei piace Francesco De Gregori? Quasi sempre. Quasi sempre. Come ti chiami, caro radioascoltatore? Io mi chiamo Francesco. Francesco. Caso d'omonimia. Caso di omonimia. Perché applaudite così? Solitamente i radioascoltatori non vengono applauditi. Eppure Esatto. lui, pensa, l'hanno applaudito. Sei fortunato, Francesco, È un bel applauso, gratis, senza aver fatto niente. Non ha fatto niente. Sì. Hai sentito questa canzone? Ciao Francesco. Tu conosci un radioascoltatore così? Sì, io conosco bene Fausto Leali. Sì? E come fa di cognome lei? Io De Gregori. Caso d'omonimia doppio. Ciao Francesco! Ciao, come stai? Noi un po' male di voce, però di umore bene. Ma chi è che sta male, tu o Fiorello? Non ho capito. Io, Rosario Fiorello. Ecco, tu sei Fiorello. No, perché qui non si capisce mai chi è chi. È vero, non si capisce chi è chi. Sì. Magari ora penserà qualcuno, dice guarda, c'è uno che fa l'imitazione dei Gregori quando È un casino. E Francesco, che stai facendo in questo momento? Stavo sentendo la radio 2. Grazie. No, stavo sentendo la radio, è vero. Stavo sentendo questa bella canzone che, devo dire, Fausto Leali mi aveva sentito un po' di tempo fa, diciamo la verità. E mi era piaciuta subito. Adesso mi pare che sia diventata ancora più bella, Fausto, giusto? Questo Effetto radio. È l'effetto radio. Effetto radio. Bene, Ma tu sai... quelle cose che si dicono sempre in questi casi, ma è vero, sono onorato che... Ma posso dirti una cosa? L'onore è mio, tu lo sai. Io adesso dirò una cosa a Fausto che forse lui non sa, ma io so, perché io sono testimone. Circa 2 o 3 anni fa, Francesco, tu venisti a Stasera Pago Io, credo prima edizione, seconda edizione, dove tu suonasti solo la chitarra. Ti ricordi? Mi ricordo. Certo, ecco, nel pomeriggio... Infatti non venni pagato per Se uno non canta, scusa, uno suona e basta. Giusto, Baldini c'ha ragione con i tempi che corrono. Però mi ricordo che il pomeriggio facemmo un po' di apro virgolette cazzeggio, non so se ti ricordi. Che ci viene sempre bene, sì. Che ci viene benissimo. E Francesco De Gregori in quell'occasione cantò un pezzo di Fausto Leali. Tu te lo ricordi, vero questo o no? Io sì, ma io credo che se parliamo dello stesso pezzo l'ho anche inciso. L'ha inciso, sì. Quale? A chi? A chi? Sì. Ignorantissimo. Infatti io sono sicuro che Fausto canta la valigia dell'attore o per vendicarsi. Eccolo qua. Scusa Francesco. Per restituirmi la cortesia. Eccolo qua. Versione blues, senti? Attenzione. Sorriderò se non a te. Senti. A chi? Se tu non sei più qui. Bellissima. Lo sai, hai fatto male. Lasciandomi e basta per me soli così. Ci sei, Francesco? Io sì. Adesso stiamo rovinando noi la tua versione. No, Lo sento. io ti aspetto. Grazie. Allora Francesco, hai visto che è una versione straordinaria perché è bella blues alla grande. ci hai fatto una bella sorpresa, lo sai? Dico, ci hai fatto una bella sorpresa. A chiamarvi? Sì. Mi fa sempre richiamatemi più spesso perché l'atmosfera è questa, sempre gente così simpatica, grandi cantanti, insomma. Sì, c'hai ragione. Stasera guarderai l'Italia?
Assolutamente sì, perché rigioca Totti e va seguito, non possiamo lasciarlo solo. Totti insieme a Del Piero, tra l'altro, tutti e due. Vabbè, io se permetti metto perché... Permetto. E ognuno ama, no? Certo. Si ama la nazionale comunque, però il ritorno di Totti stasera, al di là della fede romanista, è proprio un evento sportivo. E certo, un giocatore recuperato, diciamo. Beh, insomma, stiamo tutti con lui, dai. Senti Francesco, noi ti lasciamo le tue cose, non so cosa c'hai da fare oggi pomeriggio. Sentire la radio. Allora continua a sentirci. L'olio come va? No, non parliamo di cose frivole, parliamo di musica. Sarà pure frivole, ma è buono però. Va bene. Io ti abbraccio forte così. Un abbraccio Francesco. Grazie a Francesco De Gregori, che improvvisata. Che improvvisata. Allora adesso abbiamo, caro, preparati psicologicamente per questa cosa che ti sto per dire. Preparati psicologicamente. Che mi stai facendo? Te lo dico io. Allora, Fausto Leali ha partecipato a Sanremo con la canzone Ti lascerò in coppia con Anna Oxa. Da quel giorno, ogni volta che Fausto Leali incontra una cantante di sesso femminile, questa cantante dice: Fausto, quanto mi piacerebbe cantare con te, e lui ogni Ti volta. lascerò. E sono tante le cantanti, anche la Corna, no? La cantata con te Ti lascerò, un sacco di cantanti ci sono. Ti lascerò la Corna. Ti lascerò no. Qual è? Sì, no. Una che si presenta e dice piacere Corna, ti lascerò. La Corna l'ha cantata così per giocare, insomma, un sacco di cantanti. Ma tu credo che nella tua carriera non abbia mai cantato Ti lascerò con un uomo. Oddio. Scusa, Esatto. Ma tutti ora stanno pensando: mo Fiorello canta con lui. No. Perché tra qualche minuto tu saprai chi sarà l'uomo. Sì, insomma, l'uomo che duetterà con te nella parte anche proprio a livello di tonalità della Oxa. Femminile? Sì, femminile. Nella sua tonalità è alta? Lo so, ma tu non sai con chi avrai a che fare. Quanto è alto questo? No, non è alto, ma ci arriva. Ci arriva. Allora c'è solo una pausa perché ci colleghiamo con la Spagna, visto che si parla di calcio, e dopo sentirete, Antonio amici, mettete rec e play, perché Ti lascerò. È storica sarà veramente storica, sì. Collegamento con la Spagna. Sentiamo. Proviamo a chiamare, sentiamo se c'è Antonio Cassano. Eccolo. Ciao Antonio. Pronto? Dove ti trovi Antonio? Ciao, è la radio. Sono a Linate. A Linate, dove stai andando? Purtroppo non c'ho voce oggi. Sì, anche tu. Pronto? Sì, dove stai andando? Sei a Linate? No, da nessuna parte. Da nessuna parte. No, sono sulla pista con un pilota dell'Alitalia. E allora? Ti sto spiegando come si fa a non decollare quando si superano i 350 all'ora. Ho capito che tu sei specializzato. Senti, stasera vedrai la partita della nazionale? Vedrai la partita della... Volume. Dicevo, vedrai la partita della nazionale? Gioco la nazionale di curling? Ma che curling? La nazionale di calcio. Davvero? Sì. C'è una nazionale di calcio? Sì. Ma italiana? Non far finta di niente ora perché non t'hanno convocato, dai. Non mi hanno convocato? No, mi sembra di no. Non sono loro che non mi hanno convocato. Sono io che non ci ho voluto andare, guagliò. Ci sono voluto io andare. d'estate faccio vacanze. Vacanze. Senti, comunque Lippi non ha mai fatto il tuo nome per la nazionale. Ehi, com'è che ti chiami? Baldini. Baldini. Ti leggi i giornali? Un attimo. Ti leggi i giornali? I cassonetti, questi sono i suoi cugini. Senti, io non ho mai letto il nome d'Antonio Cassano nei convocati. No? No. Io ho tutte le mandate al massimo, essendo qui in cuffia quello che si dicono i tecnici. Fantastico, bello. Uno diceva all'altro, io ho tutte le mandate al massimo. Pensa te. Sono io che ce l'ho al minimo qua. Dicevo, senti, io il nome di Antonio Cassano nei convocati non l'ho visto, dai. Certo, certo. Perché io e lui siamo amici, no? E allora? E lui mi chiama confidenzialmente Tony. Allora quel Tony che vediamo, vuoi dire? Io infatti mica lo chiamo Marcello. Lo chiamo, mi chiamavano Indecello. Sì. Hai letto di Tony Nazionale o no? Sì, ma non sei tu quel Tony, dai. Ma come no? Ma guarda un po' se oggi nella formazione c'è Tony. No, non c'è.
Non c'è. Visto? Ah, certo. Ma non gioca titolare, è in panchina, È dai. il mio vecchio trucco, voglio, che usavo nella Roma e che usi nel Real. Qual è? Allora, io mi faccio mettere ufficialmente in banchina, ma poi mica ci vado allo stadio, capito? No. In banchina ci va il mio cugino che è uguale a me, ma è riccio. Gli faccio sudare i capelli e tutti ci credono. Io andando vado in giro per l'Europa con la mia Certo, ho vai. scoperto delle piste ciclabili bellissime, voglio. Ah, vai a farti anche dei giri in bicicletta allora. No. Mi sono fatto tutto il percorso del Tour de France con la guida Champagne. Scusa, com'è la guida a Champagne? Ah, non la conosci? No. Certo, so io ignorante. Sei un ignorante. Certo. Spiegaci non com'è la conosci guida. la guida Champagne? No, spiegacela. Spiegacela. Allora, gli altri Litiga con i cugini, Cassonetti. Questo è dialetto slang stretto, non si capisce. Un attimo, scusa. Sì. Allora, la guida a Champagne, spiegaci. Seduto di fianco a me, c'avevo Zidane. Zidane, sì. Ogni volta che partivo lui c'aveva l'effetto tappo di champagne. Cioè? Schizzava indietro, si schiantava sul vetro posteriore e io per ridere gli gridavo auguri, Certo. auguri. Senti, vabbè, quando riparti da Linate? No, veramente sono già all'aeroporto di Ciampino. Scusami tanto, che ci fai a Ciampino? Siccome non ho voglia di fermarmi tutte le volte all'autogrill per far benzina, voglio fare un esperimento a vedere se riesco a fare rifornimenti in volo come le frecce tricolori. Non sarà molto facile. Purtroppo non è facile. Questi più veloci di un dot non ci riescono ad andare, mi tocco rallentare ogni volta, mannaggia. Sì, perché adesso sta a vedere che ti rovinano la media. La media? Baldini? Antonio Cassone con la sua Ferrari non tiene la media, tiene la XL. Ah, vabbè. Grazie ad Antonio Cassano. E adesso la pubblicità. Tu sei? Alex. Life is? Ovvio, quando suono con il mio gruppo. Allora la tua vita va a tempo di musica? Sì, la mia preferita. Fantastico. Lo sai che da oggi puoi scegliere tra tantissime canzoni per personalizzare la suoneria del tuo cellulare? Allora tra tutte troverò anche la suoneria del pezzo scritto da me. Beh, prova. Scarica sul tuo cellulare le suonerie Real Music e polifoniche di Vodafone Live. Trovi una selezione vastissima delle migliori canzoni tra cui scegliere la tua suoneria. C'è anche Dani California dei Red Hot Chili Peppers, Il bambino nel tempo di Eros Ramazzotti. Per info e costi Vodafone.it. Life is now. Vodafone. Mamma, ma papà non aveva detto che andavi in Germania per lavoro? Sì, perché? E chi è quello con la faccia di papà nella curva dei tifosi italiani? Cosa? TV Color, LCD e Plasma Autobox. Per cogliere ogni particolare dei tuoi mondiali. www.autobox.it. Tesoro? Sì? Posso chiederti una cosa? Certo, cara. Preferisci Natalie o Marilyn? Sono bionde o brune? Cretino, parlavo dei letti Flu. Entra nei punti vendita Flu e scegli Natalie, Marilyn o uno degli altri letti del concorso Flu. Dal 1 giugno al 31 dicembre 2006 puoi vincere il tuo letto preferito. Ma affrettati, è un'opportunità da non perdere. Flu, la cultura del dormire. Il regolamento completo sul sito www.flu.it. Mamma! Dai, dillo con me, tesoro. Mamma! Non vuoi parlare? Vabbè, allora facciamo una foto con Coolpix. Sì, Coolpix si nasce perché con le fotocamere digitali Coolpix è tutto più facile e divertente. Grazie a tante funzioni innovative e tanti modelli su misura. Fotocamere digitali Nikon Coolpix. Tecnologia semplice, qualità Nikon, divertimento puro. Eccoci qua in diretta con Marco Baldini e Fausto Leali. Allora sei pronto, Fausto? Per ti lascerò, ti comunicherò chi duetterà con te, ma prima Ciao Marco, come stai? Ciao Fausto, come stai? Sei un po' giù di voce oggi. Lo so, ma tu sai perché? No, io non so. Non lo so. Sai perché? No. Te lo dico io. Vai. Allora, sai perché se tuo figlio si chiude in bagno con Playboy
puoi anche non preoccuparti, ma se invece si chiude in bagno con voglia maglia è meglio che lo controlli. Ho un sospetto, ma non lo so, uomo di Senti, sapere. Marco, ascoltami, io metterei un pochino più di effetto. Mettiamo un po' più di effetto all'uomo. Senti, sai perché se vedi tuo zio non c'è niente di male, ma se lo zio è morto 10 anni prima, forse è il caso di far benedire la casa da un prete. Probabile, sì. Ah, senti, Marco, volevo dirti, dimmi. sai perché se ti metti a letto ubriaco e abbracciando tua moglie ti sembra più peloso del solito? Forse ti sei infilato nella cuccia del cane? È probabile, ma non lo so, perché sei tu l'uomo lì. Marchino, sai perché non esistono preservativi fatti all'uncinetto? Vabbè. Non lo so, purtroppo. A proposito, sai perché la crema di bellezza di Camilla Parker Bowles si chiama Lourdes? No, neanche questo. Era l'ultimo dei sai perché di oggi. Bene, caro Fausto, il microfono è tuo. Non so se hai il testo, perché tante volte uno può anche dimenticare le parole. Adesso ti comunico perché non lo sa neanche lui. L'uomo che canterà insieme a te in tonalità Anna Oxa. L'uomo ce l'hai alle tue spalle. Suona il piano, si chiama Enrico Cremonesi. L'uomo, insomma. È lui! Se proviamo. Sai come lo ribattezziamo? L'uomo che sussurrava alle ali. Esatto. Alle ali. Vabbè, va. Allora, sei pronto? Sì. Chi inizi, te? No, inizia lui. Sì, Inizi la canzone originale? Sì, io inizio io. Ti lascerò andare, ma in difesa come sei, farei di tutto per poterti trattenere, perché dovrai scontrarti con i sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età. Ti lascerò provare a dipingere i tuoi giorni con i colori accesi dei tuoi anni. Ti aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno, perché saranno anche più grandi degli amori che ti avranno. E lascerò ai tuoi occhi tutta una vita da guardare, ma è la tua vita e non trattarla. Ti lascerò viverò, ti lascerò scegliere, ti lascerò anche sbagliare, ti lascerò. Signori, Enrico Cremonesi. Ti lascerò decidere, perché sarò al tuo fianco, piuttosto che permettere di dirmi che sei stanco. Lo faccio perché in te ho amato l'uomo e il suo coraggio e quella voglia di cambiare per poi ricominciare. Quando avrai davanti agli occhi altri due occhi da guardare, il mio silenzio lo sentirai gridare. Ti lascerò vivere, ti lascerò vivere, ti lascerò, ti lascerò, e lascerò ai tuoi sorrisi la voglia di scoppiare e il tuo orgoglio lo lascerò sfogare. ti lascerò credere, ti lascerò, ti lascerò, ti lascerò. Bravo! Signori, incredibile. Un eroe. Un eroe. Grandissimo. Sembrava
È incredibile, era come sentire cantare un orso bruno e un bambino di 3 anni. È vero, pare veramente. Che sia direttamente proporzionale. Sì, era bellissimo. Grossa, io direi di fare. Io direi di fare un applauso, a parte Fausto che lo conosciamo, ma Enrico, bravissimo. Piaciuto moltissimo. Come ti senti, Enrico? Bene. Lui è una passeggiata di salute per una settimana. Enrico, adesso togli la molletta ai maroni. No, l'ho già tolta, è dolorosissimo. Da oggi in poi lo chiameremo Oxo. Poverino. Il nostro ti sei rovinato. Lo so che devi fare. Fausto, ti trovi bene con da noi? Morire. Guarda, c'ho le lacrime negli occhi. Senti, da noi. C'è un'altra canzone, quella piace a me proprio, sì. No, scusami, fai un accordo di Io amo, per favore, ti prego. Cos'è? Si bemolle, mi raccomando, No, si bemolle? Ah no, lo sto facendo in do. Ok. Ah, beh, in do facciamo cantare a loro. Si bemolle. E do è alta, Vai, per quello lo vogliamo insieme. Attenzione, vai. Faccio. Ma dove va a finire il cielo? Scusa Fausto, mi devi fare solo una cortesia. Quando dici io amo, dici che c'è un mio amico, glielo prometto, Gaetano. Gaetano. Ok, tipo dici Gaetano. Non è tanto in metrica, però ci starà, dai, vai. Vediamo. Ma dove va a finire il cielo? Dai, facciamolo Ci insieme. provo? Sì. Ma dai, dove dormi tu? L'abbiamo già fatto insieme, vai, sei forte. E respirare sul tuo seno. Niente medicine. Gaetano! Gaetano! Tu solamente tu, senza medicine? Senza medicine, vai! Non aver paura. Non sarai più sola. Medicine, via! Gaetano, ancora tu sempre più su. Coro, da quelle mura. Non sei un'avventura. Grande! Gaetano! Gaetano! Incredibile! Meno male che non c'era le coriste che rispondevano Fiore, abbiamo una telefonata. Abbiamo una telefonata, scusate, Pronto? Pronto? Little Tony! Ciao! ciao Tony! Ciao Tony! Grande Little, come stai? Adesso bene, ma me la sono vista brutta, Ma ho letto, però so che adesso stai molto meglio, Beh, adesso diciamo che ho ripreso in pieno perché sono stato 15 giorni a fare la riabilitazione, corro, faccio i salti proprio. Addirittura i salti. Però me la sono vista brutta perché se mi succedeva il giorno prima in aereo sull'Oceano Atlantico e invece ti è successo lì veramente un problema. Invece però è bello sentirti, qui c'è Fausto, compagno. Ma io gli ho fatto un SMS, l'hai ricevuto, sì? Sì, l'ho ricevuto, grazie. Ci mancherebbe. Noi ti abbiamo salutato quel giorno in radio, mi ricordo. Sì. Quando si dice il cuore matto, mai canzone più appropriata. Mai canzone più. Ma tu, a te ti è successo sul palco, vero? Sì, mentre cantavo Riderà, non cuore matto. Riderà. La canzone Riderà, ho sentito come una spada nel cuore. Devi rifare la compilation. È arrivata la spada nel cuore, però. Devo dire che sono dei momenti brutti quelli, ma tu avevi capito? Momenti brutti, ma fortunatamente ero a un quarto d'ora dal più grande ospedale del cuore che c'è in Canada, che si chiama Heart Institute. E perciò diciamo che nel giro di mezz'ora, 40 minuti, poi ho avuto anche la fortuna che un professore alle 10:30 di sera di sabato, invece di stare a cena con la moglie, stava aspettando a me. Meno male. Nell'equipe sua chirurgica c'è una ragazza che si chiama Tina di Carpineto Romano, che appena mi ha visto in barella mi ha detto: ma io questo lo conosco, è
Little Tony, un cantante italiano. Tutto preciso. Pensa che sorpresa gli arriva Little Tony in barella lì, all'improvviso. Non se l'aspetta. Adesso è bello che ci ridiamo sopra, è bello anche perché insomma. Pensa che quell'ospedale l'avevano chiuso perché l'anno prima è arrivato Califano con la dissenteria. Che scemo che. No, ma il bello è che la mattina dopo, appena io mi sono svegliato alle 7 di mattina, era domenica mattina, è venuto un prete di colore a dirmi se volevo fare la comunione. E là mi ha preso un colpo. Non avevo capito che questo prete gira, diciamo, per tutti i malati se vogliono fare la comunione. Ma io non ho capito tutto. Davanti, mi sveglio, vedo un prete che mi dice di fare la comunione. Dai, tu magari avevi capito un'altra cosa, una raspatina dalla sedata, dai. Senti Tony, noi ti abbracciamo forte, così come tutto il pubblico italiano. Ciao Tony. Io non so se noi ce l'abbiamo, ma ti volevo dire che i Flaminio Mafia è un gruppo rap romano, ti avevano proprio fatto un omaggio, ti avevano fatto una canzone che io non so se adesso Lolli ce l'ha, non ce l'ha, una versione rap di Cuore Matto, l'abbiamo fatta tipo una settimana fa, proprio in tuo onore. Se adesso la troviamo mi farebbe piacere ascoltarla perché non l'ho sentita. Lo so, come viene rap Cuore Matto? No, è strana, è una versione proprio strana. Adesso vediamo se la troviamo. È andato in cantina. È andato in cantina, Lolli si è girato. Niente, Lolli lascia stare, Lolli. Te la spediamo. No, gliela facciamo sentire un'altra volta perché mancano 10 minuti, il tempo non c'è. Era stata una cosa ovviamente improvvisata con Little, chiamato per cognome, chiamo Little. Io voglio fare qualcosa di rock. Quando riprendete la trasmissione con Fiorello, con tutti voi, facciamo una veramente. Quando vuoi, anzi, noi facciamo una cosa subito, Fausto. Che possiamo fare di Tony? Facciamo proprio un Cuore Matto? Cuore Matto, sì, dai. La facciamo, Tony? Tu dal telefono, dai, piano piano, E tonalità Si minore. Si minore. E Si minore? Un cuore matto. Vai, attaccate. Un cuore matto. Un cuore matto, matto da legare. No, aspetta, non c'è tonalità, rifacciamo. Vai. Rifacciamo. È guarito. Un cuore matto, matto da legare. E giorno e notte pensa solo a te. E non riesco a farti mai capire. C'è in ritardo. Che tu vuoi bene a un altro e non a me. Signori, Little Tony dal vivo. Basta. Ovviamente con il telefono mi sentivo in ritardo. Certo, tu senti. E tu pensi che invece lui faceva il ritardo riusciva a prendere il tuo ritardo. Bravo. È l'unico che riesce a suonare con le interferenze. Esatto. L'unico. È magico, giuro. Grazie Tony, a presto allora. Ciao Tony. Grazie, Little Tony. Chiamiamolo Mike, dai. Abbiamo un altro ospite fisso noi, caro Fausto. Che è Mike Buongiorno. Mike, lo conosci? Buongiorno. Il grande Mike. Adesso lo chiameremo subito. Mike, sentiamo se magari conosce Fausto anche. Scherzi, mi ha lanciato lui. Ah, t'ha lanciato lui, In che anno t'ha lanciato? Prima trasmissione televisiva nel 63. Ah, ma pensa a te, allora glielo chiediamo ora. Pronto signor Mike? Buongiorno signor Mike. Abbiamo Fausto Leali qua, Purtroppo non ho voce. Non ha voce, anche lei, come Fiorello. Manca la voce al siciliano? Sì, anche a Fiorello. Lo so io perché. Perché? E quello se ne va in giro la notte a culo scoperto. No, signor Mike. Scusi, piuttosto ci racconti perché l'ha persa lei? Ieri sera ho accompagnato a casa la truccatrice e la costumista di Mediaset. Che Mediaset? Scusi. Tornando a casa sono passato per i campi di Cologno. Vabbè, che è successo? Vuoi la primavera, vuoi gli ormoni, vuoi che le due donne avevano dei vestitini succinti. E come si dice, minchia sbrogliata, non canusce fagione, amici ascoltatori. E allora? Certo. E che è successo? Pensate, amici ascoltatori, mi sono fermato vicino ad un covone di fiera. Ti fa tanto ridere il covone di fiera? Il covone, sì, mi fa ridere. Chiedilo a tua sorella. Grazie, simpatico Mike. Pensate, mi sono denudato come un bacco da seta.
apriti il cielo. Certo. Insomma, mi ha fottuto l'umidità. Ecco. Vabbè, adesso chiamate il piccolo Crottalo per la telepromozione. Sentiamo. Mi chiamo Gino e sono altoatesino. A me più che altoatesino mi sembri un cretino, te lo devo dire. Ma da quale città vieni? Vengo da Merano e se vuoi ti do la mano. Oi là là. Meno male che ci sei tu a darmi una mano. Vorrei sapere come ho fatto questi 80 anni senza di te. Roba davanti, che mi dai una mano. Lo sai, se continui la mia mano dove va a finire, lo sai, sulla tua sagoma. Stai attento. Mario Bianchi manda la sigla, che oggi siamo in odore di strage. Rovagnati presenta le nuove lenti a contatto Porcottica. Le lenti morbide e sottili come una fetta di mortadella. A me non piace la mortadella, io preferisco lo speck. Ne vorresti ingoiare uno intero? Mike, non essere cattivo col bambino, ti prego. Mario Bianchi, a te lo specchio intero sai dove lo metto? Signor Mike, forza, non mi fate incazzare. Non forza. si arrabbi con Mario Bianchi, signor Mike. Tua sorella invece, caro Baldini, conosce bene sia il mio spec, lo sai. Anzi, se torni a Firenze, chiedi a tua sorella se conosce il campanile di Giotto. Qualche monumento gliel'ho fatto vedere. Sì, Firenze è piena di monumenti, c'è Piazza Signoria, il Palazzo Vecchio, il Battistero. È lì che l'ho battezzata. Certo. Vabbè. Chi è che ride lì? Fausto Leali. Scusa. Il buon Fausto. Lei lo conosce bene. Conosco. Ciao, come stai, Fausto? Bene, grazie. Abbiamo fatto di cotte di crudi con quello. Fausto Leali. Ragazzi, amici, non solo ha una gola, andavamo in coppia. Sì, era in coppia. Se lo portavo in macchina con me, su una cabriolet eravamo, appena passavano due pisquelle, lui urlava, e le fermava, vede. Forza, ho poco tempo per parlare di queste cose adesso, forza. Mando la sigla, Mike. Bravo. Sigla! Le lenti a contatto della Porcottica, disponibili in vari colori, tipo? Marrone fango, grigio setola e rosa porcello, per uno sguardo da maiala. No, signor Mike, che dice? Il maiale è buono, io mangio sempre il western con i crauti e la senape e la mostarda e il ketchup. Ci vuoi mettere anche qualcos'altro? Piccolo figlio di un camoscio? Oppure vanno bene così? Se vuoi ti do il tocco finale, lo vuoi? Sì, voglio il tocco finale, dai! Allora vieni qua, forza, avvicinati, vieni qua, abbassa la capoccia, chiudi gli occhi, apri la bocca, fai gliel'ho data sul serio, sul coppino, gliel'ho data proprio. Certo. Gliel'ho data con la mano di taglio, tra l'altro. Alla karate proprio. Hai sentito che tocco? Finalmente l'ho battuto, ero stanco di questo crucco dei miei canederli. Adesso ci facciamo 4 risate, Mario Bianchi? Sì, Mike. Sai cosa facciamo? Andiamo da Mastrotta che sta facendo la telepromozione dei fili interdentali. Ci facciamo una bella mangiata di rucola, ci puliamo i denti con i suoi cacchi di fili e li rimettiamo come se fossero nuovi. Al limite li prendiamo e gli diamo una ripassatina nelle cacchette. No, bene, grazie. Arrivederci al signor Mike. Bene, abbiamo terminato. Viva Radio 2 e anche senza voce ha condotto Fiorello. A mezza potenza. Aspetta, e poi Marco Baldini, e consentimi di salutare l'Interclub che è qui. Dov'è l'Interclub? Interclub, dove siete? Eccolo là. Gli amici di Interclub di Zagarola, che ci hanno portato anche il vino, mi hanno portato una maglia proprio del Fiorello, numero 10 di buon auspicio. È quella di Adriano, no?
No. 10 Adriano. Ah, 10 sì. Speriamo che sia di buon auspicio per l'anno prossimo. Sì. Visto che tante squadre andranno in B, insomma, siamo avvantaggiati. Lo so. L'anno prossimo mi sa che l'Inter anch'io giocherà col Cervia. E noi con il Licata. Con il Licata, spero che sia veramente di buon auspicio. Io direi di dire grazie soprattutto a Fausto Leali che si è divertito con noi. Grazie a voi, bravo tu. Grazie a voi tutti quanti. Anche a Francesco De Gregori che ha telefonato, Little Tony. Ma mica è finito qua, Fausto? No. Marco Lolli, il nostro regista. Non è finito qua. Marco Lolli. I tecnici Massimiliano Mattia, Marco Cristilli, Stefano Silvestri, il nostro maestro Cremonesi che ha cantato, ha fatto il duetto. Oxo, bravo. Isgro, Pacciani, Compress e oggi ti lascio fare. Poi ancora la redazione, Betta Farina, Alessandro Provenzano, Marchino Lui alla telecamera e Sasà Bellistri, nostro microfonista e tecnico, e la nostra Marina Mancini, eccola. E c'è anche Sergio Valsania. Esatto, ciao direttore, nel ricordarvi che siamo ancora primi in classifica. Sono Bozzi di Riso che mi stavano minacciando con elastico in faccia. No, c'ha ragione. Bozzi di Riso, Taddia e Cassini. Bozzi di Riso, Cassini, Taddia. È bella canzone. Ricordando ancora il CD Profumo e Cherosene, io invece volevo invitare Fausto in chiusura, così tu facesti una versione bellissima. Adesso non mi ricordo il titolo in inglese, ma in italiano era tu. Know me by now. Sì. Ha sentito lui come ha detto? If you don't now. Invece la versione italiana era Tu non mi lascerai mai. Com'è? Sentite. Okay. Questa è un'interpretazione di Fausto incredibile. E chiudiamo così. Italiano. È altina questa qui, è alta. Che tonalità l'ha fatta? Che per me che è, lo so. Ma lì l'ho fatta fare alle donne però. Perché hai capito? Quello è il coro. Sì, quello è il coro. Poi invece parte e fa. E come sono qui e penso a te. Io mi sono perso, mi sto cadendo giù, camminando nel buio, io ti cercherò. Non mi resta più niente, ma io combatterò. Oh, non servono le ali e le stelle marinai. Siamo stati un po' bambini, quanto male che mi fai. Tu non mi lasciare mai. Oxo, please. Io mi sento solo al mondo. Enrico Cremonesi fa le donne, incredibile ormai. Tu non mi lasciare mai. Io mi sento solo al mondo. Guarda bambini. Grazie Fausto. Spostati, ci siete? Sì, bravi. Siamo tornati gli spostati che ci ascoltano dalla sede Rai di Roma. Sì. Roberto, hai visto la notizia? Quale? C'è il cane antidroga in casa adesso? Adesso puoi prendere un cane antidroga e metterlo in casa. Ma dai. A questo punto lo sfrattano. Sfratto esecutivo con tanto di ufficiale giudiziario. No, che brutta cosa. Scusa, a cosa servirebbe questo cane? Per i genitori, così i figli quando tornano a casa sanno se si sono drogati o no. Meno. È importante, Spero che i vostri genitori non lo prendano lui la usa, mai. lo sai perché? Roberto la usa, fa sniffare, se il figlio ce l'ha gliela chiede. Così non esce. Va bene. No, io voglio dire una cosa, voglio essere garante degli ascoltatori sul fatto che Marco Baldini davvero girerà nudo intorno al palazzo, perché non vorrei che voi passate la festa gabbato usanto. No, anzi proponiamo un pannolino al posto del CD che lo copra nelle parti. Forse non l'avete sentito all'inizio del programma, abbiamo detto che il 9 giugno alle 12:30 davanti a Via Asiago uscirà Marco Baldini con un mini disc davanti e un CD dietro. Io sarò su un motorino con un megafono e un frustino. Dietro anche un picture disc dietro. Ci vorrebbe anche Cremonesi con la fisarmonica. Il tutto verrà ripreso e registrato, e poi mandato in onda nella versione televisiva di Via Radio 2 che sarà, come sapete, dalle 13:30 in poi sul canale 120
20 Rai Sat. Esatto. Ma Marco come si sta preparando la prova costume? No, niente. Cicciotto così com'è. Al megafono urlerai: è arrivato il pistolino. Sì. E non posso farti a rima perché siamo in onda. Ok ragazzi, grazie. Buon programma. Ciao. Alla prossima. Noi ci sentiamo stasera alla replica alle 23 e domani mi raccomando Sandy Maron. Ok. Vai. Ciao. Ciao.